siamo in questo scorcio, in questo bellissimo bed and breakfast che i signori Buosi appunto ci ospitano e ci hanno dato questa possibilità con questo incantevole colpo d'occhio che vedete e che vediamo. Allora parliamo di questo nuovo libro. Allora, all'interno di questa rassegna io me li sono letti tutti i libri di tutti gli autori che sono stati presenti, e devo dire che anche se non si dovrebbe nominare altri, sono due quelli che ho preferito, ed è Se l'acqua ride di Malaguti e Il rogo della Repubblica di Moresini. Inizialmente l'idea di affrontare una storia così mi spaventava un po', poi invece quando ho cominciato a leggerlo non riuscivo più a smettere. Ma poi insomma mi sono divertito perché poi Venezia è una Venezia molto diversa, anche come colori. San Marco era rossa, il pavimento era di cotto e il resto era fango, era terra battuta. Quando il figlio del fabbro e quello del maniscalco mi trascinano in una sassaia, io so cosa fare. Vogliono disonorarmi. Al primo pianto la lama sotto l'ascella, al secondo alla base del collo. E veramente è un libro in cui si entra e ci si perde, ed è fantastico perdersi con Boris. Grazie. È 1:10 che parliamo. Grazie a voi, buona serata. Inizio subito ringraziando la Proloco che ha organizzato questa manifestazione, e l'amministrazione comunale, e Sonia che mi ha voluto per concludere questa serata. E in quel momento, quando io ho iniziato a scrivere questo, mi sono trovato che volevo scrivere di Alzheimer per fare un omaggio a mia madre. Però chiaramente dopo devi trovare l'aggancio. Il solo che guarda chiunque con indifferenza, ma in grado di zittire tutti con una sola occhiata. E quindi un legame che viene a nascere, c'è l'amore come dipendenza, c'è in tutte le sue sfaccettature. Sì, è un libro che non a caso l'ultima parola poi è l'altra lettura che verrà fatta. Sarà la lettura dell'epilogo, ma senza raccontarvi come finisce l'indagine, ovviamente. L'ultima parola del libro è amore. Sonia, grazie naturalmente per l'ottimo lavoro che hai fatto in queste 6 serate, grazie naturalmente a tutti gli artisti, grazie ad Andrea Gelosa, che poi vedremo e conosceremo lì insieme. Piace il vino? Sì.
sicuramente. Perfetto, insieme a Vini Moretti che ci hanno ospitato questa sera. Grazie a tutti, buona serata, grazie a Giacomo, vai al gran finale, vai.